Non consentiremo che il diritto alla casa in città si trasformi in una guerra tra bande. Serve un'azione urgente. Il candidato sindaco di Venezia Andrea Martella interviene dopo la faida con tanto d'incendio scoppiata al Circus di Chirignago. Amministrative di Venezia sul candidato sindaco del centrodestra. L'assessore Venturini rompe il silenzio e conferma l'ufficializzazione del nome entro il fine settimana. Piazza San Marco è tornata sott'acqua a 27 maree sopra i 75 centimetri negli ultimi 15 giorni, ma non dipende dal MOSE. Il presidente dell'autorità per la laguna questa mattina ha spiegato il perché. Alberto Trentini, ricevuto in mattinata a Ca' Farsetti, consegnato il Gonfalone di Venezia come riconoscimento per l'impegno sociale. Il sindaco Luigi Brugnaro, bentornato a casa. Sarà Alessandra Dolci, 66 anni, a guidare la Procura di Venezia. Attuale procuratrice aggiunta a Milano, guiderà i magistrati lagunari la distrettuale antimafia del Veneto. Prima volta di una donna al vertice. Voragine sulla Triestina, San Donà, un mese di lavori per ripristinare il manto stradale. Preoccupazione da parte dell'amministrazione per la viabilità del tratto, aperto ora a senso alternato e già interessato da lavori per il cavalcavia. Si è concluso con grande successo anche il carnevale nelle isole, circa 700 persone in piazza Malamocco, tradizione che continua grazie all'impegno di tanti volontari. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia del telegiornale di Antenna 3. Non consentiremo che il diritto alla casa in città si trasformi in una guerra per bande. Serve un'azione urgente. A parlare il candidato sindaco di Venezia Andrea Martella, che interviene dopo la faida tra bande con tanto di incendio scoppiata al Circus di Chirignago. È inaccettabile una guerra per bande, che bisogna mettere in campo subito un'azione urgente e il diritto alla casa non può trasformarsi in questo, in una violenza brutale con rischi per i residenti e anche per i bambini. Dopo la lite scoppiata tra occupanti abusivi nel complesso abitativo popolare di Chirignago, con minacce di morte, colpi di mannaia, pietre contro le finestre e benzina con il conseguente rogo, il candidato sindaco Martella interviene evidenziando come sia di vitale importanza un'azione urgente per evitare che accada nuovamente. Sarebbe stata proprio la sete di vendetta il motivo per cui nella notte tra lunedì e martedì un uomo italiano di origine rom ha incendiato la palazzina in cui viveva abusivamente con altre 9 famiglie. Un rogo per cui sono state portate in ospedale 21 persone, di cui 10 bambini. È necessaria al più presto una soluzione urgente per affrontare questa emergenza. Noi chiediamo che venga più presto convocato il tavolo che comprende il comune, l'ATER, le municipalità e le associazioni, e che venga anche risolto il problema della doppia proprietà tra comune e ATER. Non c'è dubbio che quella della casa è un'emergenza, ma va affrontata naturalmente seriamente, impedendo qualsiasi forma di violenza brutale come quella che abbiamo visto. A denunciare l'assenza di politiche sociali e vigilanza è anche Rete Solidale per la Casa, che ribadisce il diritto dei cittadini a vivere nella piena legalità all'interno dei quartieri, oltre una gravissima carenza, dicono, delle politiche sociali, aggiungendo come la sicurezza non possa essere delegata esclusivamente a interventi sporadici della polizia. È necessario, dicono, un servizio di vigilanza interna e di portierato sociale. Elezioni comunali a Venezia. Sul candidato sindaco del centrodestra, l'assessore Venturini rompe il silenzio e conferma che l'ufficializzazione del nome avverrà entro il fine settimana. Ci sono delle persone che mi criticano dicendo che l'assessore Venturini è sempre in giro a nastri. E i nastri si tagliano perché prima c'è un gran lavoro, perché non è che i nastri si tagliano così dappertutto. Così Simone Venturini risponde alla domanda se sarà lui il candidato del centrodestra alle imminenti amministrative di Venezia per la poltrona sindaco. Venturini rivendica il lavoro amministrativo svolto, sottolineando che per tagliare un nastro c'è tutto un percorso a monte e che la presenza alle inaugurazioni rappresenta anche radicamente contatto con il territorio. L'idea è offrire a tutti la possibilità di passare 2 ore in compagnia, ascoltare un autore di un libro, fare una risata e in qualche modo fare comunità, perché questi spazi sono importanti per fare comunità. Ecco, la campagna elettorale comincia da qua?
No, qua è il completamento di un percorso iniziato ormai 8 anni fa. Venturini, a microfoni spenti, conferma così quanto anticipato da Raffaele Speranzon, esponente di Fratelli d'Italia, intervenuto alla trasmissione Ring lunedì scorso. Entro il fine settimana, se non prima, ogni riserva sarà sciolta. Il centrodestra ufficializzerà il nome di chi correrà per conquistare Cafarsetti e quello di Venturini, ora più che mai, resta in pole. Quindi sì, tanti nastri da tagliare, perché a monte c'è stato un grandissimo lavoro e tantissime opere realizzate. Piazza San Marco è tornata sott'acqua, 27 maree sopra i 75 centimetri negli ultimi 15 giorni. Ma non dipende dal Mose. Il presidente dell'Autorità per la Laguna questa mattina ha spiegato il perché. Una condizione che mi dicono a memoria d'uomo non ci sia, infatti gli esperti Papa, Di Bardo e anche Giorgi di Ispa ho chiesto che vengano al prossimo comitato scientifico per studiare, capire questo fenomeno di questo mese di acque alte in cui la bassa marea non è mai scesa. 27 maree sopra i 75 centimetri nei primi 15 giorni di febbraio, quando nello stesso periodo dell'anno precedente erano state 2. Il sistema di impermeabilizzazione è entrato in funzione nel 2024 per proteggere Piazza San Marco dall'acqua alta. Visto che il Mose non è stato ideato per questo, nelle ultime settimane non ha dato i risultati sperati, tanto che si sono formate grandi pozze d'acqua che in alcuni momenti hanno coperto quasi tutta la superficie. Il momento è stato spiegato dal presidente dell'Autorità per la Laguna. Il sistema della piazza, nei limiti dell'operatività che ha funzionato, però la parte retrostante della piazza non ha mai scaricato e ci sono state delle venute d'acqua significative attraverso proprietà private che si stanno già attivando per risolvere. Queste maree impediscono al sistema di valvole e pompe di funzionare come dovrebbe, ecco perché si sta sperimentando uno scarico con livelli di marea più considerevoli. Tra i vari motivi anche il fatto che i lavori siano ancora in corso. I lavori sulla piazza sono programmati, stiamo trovando le risorse per fare il terzo lotto. Non sarà un tempo brevissimo perché la piazza è il salotto della città e ci sono manifestazioni e quant'altro. Noi auspichiamo che nell'arco di qualche anno, pochi, tutto sia completo. Alberto Trentini è stato ricevuto questa mattina a Cafarsetti dal sindaco Luigi Brugnaro, consegnato al cooperante del Lido il Gonfalone di Venezia come riconoscimento per l'impegno sociale e comunitario. Incontro privato e lontano dalle telecamere. La notizia è stata diffusa anche tramite i social del sindaco, che ha postato una foto con Trentin allegando poche parole. Bentornato a Venezia, Alberto, bentornato a casa. Approvata in Consiglio dei Ministri la prima intesa sull'autonomia. Esulta la Lega, ma l'iter non è finito. A metà pomeriggio a prendere la scena però è stato quanto accaduto all'interno di Fratelli d'Italia in Veneto con il coordinatore regionale Luca De Carlo, che ha lasciato l'incarico e sarà sostituito dal senatore Raffaele Speranzon. Parla di un passo avanti decisivo il ministro Roberto Calderoli dopo che il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia, una prima volta storica, dice l'esponente di governo. Nelle foto ufficiali accanto ai governatori ci sono anche la Premier Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini, con quest'ultimo che parla a sua volta di tappa fondamentale. 4 le materie oggetto dello schema d'intesa, su tutte per Stefani c'è la cosiddetta tutela della salute. Ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati dalle regioni virtuose ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. In una regione come la mia, il Veneto, questo equivale a oltre 300 milioni di euro di possibilità di spesa in favore dei nostri cittadini. Le altre 3 materie non LEP riguardano previdenza integrativa e complementare, professioni, protezione civile. Con la possibilità di emanare ordinanze in deroga, la possibilità che il Presidente di Regione si assuma una responsabilità in più, quella di essere il commissario per quanto riguarda le emergenze di carattere nazionale. D'altra parte l'autonomia chiede proprio questo, assumerci una responsabilità in più, e fa specie che qualche volta in questo Paese
paese, chi vuole assumersi una responsabilità in più, venga ostacolato. Ma l'iter non è finito qui. Entro i prossimi 60 giorni dovrà esprimersi la conferenza unificata e poi le Camere. Per il momento si ostenta sicurezza, con la Lega che per lo più esulta, mentre Fratelli d'Italia in Veneto è concentrato su tutt'altro. È del tardo pomeriggio la diffusione della notizia che Luca De Carlo lascia il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto scrivendo direttamente a Giorgia Meloni, un atto di rinuncia che arriva dopo mesi di illazioni a seguito del risultato elettorale delle regionali. Sarò sempre al servizio di Fratelli d'Italia, scrive De Carlo, sottolineando di aver lasciato un partito in ottima salute, ringraziando elettori e militanti, ma sotto la forma inappuntabile resta la sostanza nelle settimane calde che anticipano il referendum della giustizia. Come detto pochi minuti fa, prima del servizio, il posto di Luca De Carlo è stato preso dal senatore Raffaele Speranzon, l'annuncio proprio di pochi minuti fa. Voragine sulla Triestina San Donà, ci vorrà un mese di lavori per ripristinare il manto stradale. C'è preoccupazione da parte dell'amministrazione per la viabilità del tratto, che è aperto ora a senso alternato ed è già interessato da lavori. La statale che collega Mestre, Venezia al Friuli, a Trieste, arrivava fino a Fiume una volta, una strada che risale agli anni 20, è ancora una arteria fondamentale per il traffico sia automobilistico che pesante, alternativo all'autostrada A4. Ci sarà per un mese una difficoltà di movimento perché già il cantiere per il sovrappasso rallentava il traffico, ora nelle ore di punta sarà veramente problematico riuscire ad arrivare e uscire da San Donà in direzione di Ceggia verso Trieste. Circa 30 giorni di lavori, ma si temeva potessero essere di più, a giudicare dall'ampiezza, 1 metro circa, e dalla pericolosità della voragine che si è aperta sulla statale triestina in direzione Ceggia. Si temeva addirittura di dover chiudere tutta la strada se il ponte non avesse garantito la sufficiente stabilità. Per fortuna ha ceduto solo una spalletta esterna. Sarà necessario un intervento che richiederà circa un mese di lavori. Nessun veicolo al momento del cedimento dell'asfalto è stato interessato, nonostante l'orario di punta. Nessun ferito dunque, ma a preoccupare l'amministrazione di San Donà è la viabilità di quel tratto per tutta la durata dei lavori. Chiederemo anche ai comuni vicini di aiutarci a creare una viabilità alternativa, soprattutto per i mezzi pesanti, ed evitare per, ripeto, almeno un mese l'impiego di questo tratto della statale triestina. La strada è un'arteria fondamentale per il traffico pesante e automobilistico alternativo alla 4. Da alcuni mesi, poco prima del tratto in cui è stata aperta la voragine, sono iniziati i lavori di costruzione del sovrappasso di Calvecchia, che supererà la rotatoria proprio sulla statale 14 per collegare il casello di Noventa di Piave alla strada che va verso il mare. È un intervento che si aspettava da oltre 10 anni, da 20 milioni di euro, un cantiere importante che rallenta notevolmente il traffico. Sarà Alessandra Dolci, 66 anni, a guidare la Procura di Venezia. Attuale procuratrice aggiunta a Milano, guiderà i magistrati lagunari e la Procura distrettuale antimafia del Veneto. Dopo il testa a testa al plenum del CSM con Sebastiano Ardita, è stata nominata per anzianità di servizio. È la prima volta per Venezia che al vertice sale una donna. Dura reazione dei sindacati del Teatro La Fenice dopo le dichiarazioni dell'ex deputato Ruggeri, che in un evento pubblico in cui era presente anche Beatrice Venezzi ha offeso le maestranze. La tensione sale alle stelle. Ancora tensione attorno al Teatro La Fenice dopo un intervento polemico durante un evento pubblico a Milano. Il 12 febbraio, nel corso della manifestazione La Ripartenza, il giornalista ed ex deputato Andrea Ruggeri ha introdotto la direttrice Beatrice Venezzi con frasi provocatori e insulti rivolti ai lavoratori del teatro, criticando duramente chi contesta la sua nomina a direttrice musicale. Venezzi viene giudicata da 4 pippe, di cui il massimo titolo è il battesimo. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione dei sindacati interni, che hanno scritto alla sovrintendenza chiedendo una presa di posizione chiara a tutela dell'onorabilità dell'istituzione e delle maestranze. Per ora dal teatro nessun commento ufficiale, intanto cresce la distanza tra parte dei lavoratori e la direttrice in un clima che rischia di pesare sul futuro assetto artistico della storica istituzione veneziana. Riguardo alle polemiche alla Fenice, parla ai nostri microfoni l'ex sindaco di Venezia Paolo Costa, il quale tra l'altro con alcune scelte coraggiose tra il 2000 e il 2003 contribuì in modo determinante alla ricostruzione del teatro. Il 14 dicembre 2003
il teatro ritorna ai veneziani e al mondo. Da quel momento l'orchestra, il coro, le maestranze della Fenice riamano il teatro e lo riportano su quel circuito mondiale di eccellenza di teatri d'opera. È un grande richiamo all'unità quello che pronuncia Paolo Costa, ex sindaco di Venezia dal 2000 al 2005, il grande artefice della ricostruzione del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Appena ricordato il trentenario dell'incendio, le fiamme di oggi si chiamano dissidi e contrasti interni. Da attirare l'interesse e la collaborazione dei più grandi direttori d'orchestra di tutto il mondo. Un circuito virtuoso, una grande orchestra che tira grandi direttori che fanno grande orchestra. Un circuito che dobbiamo continuare a mantenere da adesso in avanti. Alcune scelte operative dell'allora sindaco Costa, insieme al suo braccio destro Marco Corsini, furono determinanti per garantire un futuro al teatro dopo le fiamme. Riduzione del personale di circa il 30% e contrazione degli spazi di vendita per oltre 1000 metri quadri. È la situazione del punto vendita Coin di Mestre, al centro di una riorganizzazione che ridisegna presenza e attività commerciale nel cuore cittadino. Il ridimensionamento riguarda sia l'organico sia la superficie destinata alla vendita, con ricadute sul servizio e sull'offerta complessiva del negozio. Una scelta all'attenzione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che chiedono chiarimenti sulle prospettive occupazionali e sul futuro del punto vendita mestrino, vista la decisione dell'azienda di chiudere 3 punti vendita in Italia, tra i quali a fine luglio l'Excelsior di Verona. Per la prima volta in Italia un atleta ha ottenuto il certificato di idoneità agonistica nonostante una malattia al cuore. È veneziano e ha 17 anni. A 17 anni vive nel veneziano, è un promettente sciatore, o meglio era, prima che gli venisse diagnosticata la sindrome di Brugada, malattia delle cellule elettriche del cuore che può portare all'arresto cardiaco, la cosiddetta morte improvvisa. Ebbene, per la prima volta in Italia, dopo che al giovane pochi mesi fa è stato impiantato un defibrillatore, è stata rilasciata l'idoneità allo sci alpino agonistico dalla medicina sportiva padovana, proprio grazie al defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione, per il quale è stata anche predisposta una rigorosa protezione per evitare colpi. Fatta diagnosi precoce tu riesci a identificare giovani atleti che possono continuare a fare attività sportiva protetti con un defibrillatore sottocutaneo, quindi è una svolta sicuramente storica, per cui alcuni di questi atleti, se sono portatori di malattie non a rischio di progressione, invece di andare all'estero come sta succedendo con altri, possono continuare a giocare anche in Italia. Ci auguriamo che in futuro questa prima esperienza rappresenti ovviamente una porta aperta per altri ragazzi che vogliono ovviamente eseguire l'attività sportiva ovviamente in condizioni di estrema sicurezza. Un risultato raggiunto grazie a 2 primati, la qualità delle equip mediche di Padova e la loro conoscenza della malattia e dei suoi limiti, e poi la tecnologia con il defibrillatore che sarà controllato anche da remoto. Che è importante, oltre che la malattia che sta alla base del rischio aritmico, è importante anche la efficienza, l'appropriatezza del defibrillatore, del sistema di rilevamento del segnale elettrico, che è quello che poi condiziona l'eventuale intervento del defibrillatore su un'aritmia ritenuta pericolosa per la vita. E dopo la sfilata di ieri in piazza San Marco martedì grosso al termine del Carnevale con la Maria vincitrice appunto del Carnevale 2026, scopriamo come è nato il suo favoloso abito. Realizzare un abito che si intonasse al tema del Carnevale Olympus alle origini del gioco non è stato semplice per lo stilista Francesco Briggi, che ha scelto di unire il mondo classico antico alla tradizione veneziana dei giochi. Ne è nato un abito chiaro, bianco e grigio in tessuto rubelli con gonna ampia in stile settecentesco decorata con strisce in tessuto di seta che rappresentano la lira, lo strumento musicale presente nella mitologia greca. Le strisce sono decorate con un nastro e frange rosse che ricordano i gonnellini delle armature dei generali greci e romani. Il bustino decorato da elementi floreali dorati che ricordano gli stucchi veneziani, mentre sulle spalle frange che ricordano ancora le armature classiche greche e romane. Infine il capo, coperto da un elmo in stile classico che copre la fronte con una mascherina appena abbozzata, decorato con fregi in oro antico e piccoli svaroschi per dare luce.
Alla sommità la riproduzione delle famose forze d'Ercole, popolari tra i veneziani, 7 mini arsenalotti alti 11 centimetri, abbigliati nei colori presenti nei quadri che li ritraggono, sorreggono piccole assi che a loro volta ospitano altri atleti per formare una piramide umana. Alla sommità il più temerario sventola una bandierina rossa, simbolo di forza e primato. La bandierina rossa che tutt'oggi viene data ai vincitori delle regate. E a Venezia si è concluso con successo anche il Carnevale delle Isole, circa 700 le persone presenti in piazza Malamocco, la tradizione continua grazie all'impegno di tanti volontari. Il tradizionale volo della colombina in Rio Terra tra frittelle, coriandoli e bellissime maschere che hanno sfilato conquistando ricchi premi, tanta allegria tra la gente sono stati alcuni dei momenti più attesi del Carnevale dei Bambini a Malamocco, al Lido di Venezia. Un appuntamento clou molto atteso e legato alla tradizione non solo per il borgo antico, ma che ha richiamato partecipanti da tutto il Lido di Venezia, circa 700 presenze con molte famiglie, nonni, bambini. Un successo possibile grazie all'impegno generoso dell'Associazione Festeggiamenti Malamocco, presieduta dal parroco Monsignor Cesare Zanusso, insieme alla parrocchia di Santa Maria Assunta e alla radiantistica Malamocco, tutti volontari che hanno costruito un bel pomeriggio di festa che ha concluso il Carnevale anche tra l'isola della Laguna, tra Sant'Erasmo, Pellestrino, Murano e Burano. E sappiamo che i bambini sono il futuro, quindi dar loro gioia, ecco, in questo mondo soprattutto segnato, è sempre un'occasione per lanciare messaggi, ecco, di pace. Messaggi e valori importanti, oltre al puro e semplice divertimento, hanno caratterizzato la giornata. Abbiamo contribuito anche noi quest'anno col carretto per i più piccini. La sinergia delle due associazioni dà sempre vita a queste iniziative bellissime, in semplicità e, come si può vedere, tantissime famiglie con bambini, che è il vero Carnevale di Venezia e di Malamocco. Con il Carnevale di Malamocco si conclude questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Dopo di noi le previsioni del tempo e quindi il telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.